Amici bellini, deve essere un martedì pazzesco e facciamolo pazzesco. Io credo che questo video possa ricevere anche un gran numero di mi piace e di non mi piace, se vogliamo, perché sicuramente gli arbitri e gli arbitraggi fanno discutere, ma noi ci facciamo aiutare da chi l'ha fatto, quindi sempre competenze. Un ringraziamento speciale va a Fabio Versatile che mi dà questi spunticini, anche perché poi quello è geniale, no? I risultatristi è roba sua e la paternità si rispetta. Qua una nuova rubrica va rivista, no? La rivista è un'opera di rivista, hai capito? La rivista è un'opera, la rivista, la caramella delle donne perdute. A Napoli le donne hanno perduto le caramelle mentre passavano la rivista. Oh, per carità, ma che sta dicendo? La fidanzata di Gianni fa la cantante. Benvenuto Paolo Esposito, tra l'altro. Cominciate a lasciare mi piace, secondo me vi divertirete tantissimo e mi farete sapere voi. Ci vediamo a fine video per la chiosa. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Amici bellini, allora questa potrebbe essere una nuova rubrica, vediamo poi come la chiamiamo. Fabio Versatile mi aveva dato un'idea interessante, poi vediamo se nell'intro o se nell'outro la spieghiamo bene. Vi presento, per chi non lo conoscesse, qualcuno se lo ricorda, Alberto Levitan, amico bellino onorario da sempre. Tra l'altro, oltre ad essere un amico bellino onorario, è un ex arbitro, lo ha fatto, quindi conosce meglio delle dinamiche e ci può spiegare alcune cose che magari noi con un occhio semplicemente esterno da tifoso non vediamo o non capiamo nella mentalità di un arbitro. Buonasera Alberto. Buonasera Valerio, mi fa molto piacere di essere con voi, amici bellini. Partiamo prima di tutto un attimino da questioni di carriera. Sì. Arbitro di calcio, ho fatto fino all'eccellenza, poi sono diventato un po' vecchio, diciamo, per quello che erano gli standard e mi hanno passato a calcio a 5, dove sono arrivato fino alla Serie C. Poi ho smesso per studio, per altre strade, molto semplicemente. Chiarissimo. Per seguire altre strade. Non dico che quello che vado ad analizzare io, quello che vado a dire io è perfetto, questi sono comunque... Allora, io mi rifaccio sempre al regolamento che possiamo trovare tutti quanti su internet. Il regolamento del calcio italiano può essere trovato su internet. Mi rifaccio all'esperienza, molte regole rispetto a quello che era il mio periodo quando io ho fatto l'arbitro sono cambiate, mi sono aggiornato, me le vado a rivedere, cose del genere. Giusto. Io faccio un'analisi di quelle che sono proprio i punti basilari, i punti più semplici. Però prima di cominciare l'analisi degli episodi vorrei aprire un attimino una parentesi. Questo arbitro, Airoldi, che mi faccio aiutare un attimo da Wikipedia, Giovanni Airoldi. Se lo andate a cercare su Wikipedia troverete genitori Stefano Airoldi. Se cliccate su Stefano Airoldi è un ex assistente arbitrale di calcio italiano, cioè un ex guardalinee, fratello dell'ex arbitro di Serie A Nicola Airoldi. E allora ci domandiamo a questo punto come è possibile che un arbitro di 30 anni sia già in Serie A. Esattamente, e questa è una delle dinamiche che uno deve tenere presente quando si chiede come si arriva, perché poi ci sono tantissimi, quanti saranno gli arbitri che poi a voglia. Che non restano nelle dubbio. Categorie inferiori. Sì, a voglia, ce ne sono tantissimi, ogni anno si fanno i corsi d'arbitro, ci sono tantissimi ragazzi che fanno questo corso, che però logicamente la gavetta è lunga. Tuttavia uno si fa un attimo un pensiero che un arbitro a 30 anni all'improvviso si ritrova il più giovane arbitro italiano, tra l'altro, ad arbitrare una partita difficile come Napoli-Verona, storicamente due squadre rivali. Giusto. Volete così? Esatto. Volete così? Va bene. Allora, avessimo fatto la designazione, come abbiamo detto, come abbiamo parlato ieri sera, con sorteggio integrale, allora è capitato, ma voi ve lo scegliete. Esattamente. E va bene, la volete voi. Tolto questo, andiamo ad analizzare un attimino Esatto, ovviamente ricordo agli amici bellini che io mi avvalgo dell'aiuto di Gerardo Marino, che è un po' purtroppo sparito da Facebook perché con i diritti è un macello. Anche io vi posso far vedere solamente screenshot. Anche questa cosa, insomma, è chiaro che ci sono i diritti TV, però uno poi non può mai approfondire certe cose, spariscono proprio perché dagli highlights non si vedono. Una curiosità, dagli highlights ufficiali della Serie A, almeno quelli che ho potuto vedere io, quelli condensati, l'episodio quello chiave, Gunther Osimhen
non c'è proprio. Non c'è proprio. Quindi non si rivede e passa agli atti come se magari si passa solamente quello là dove lui protesta veementemente che c'è quella tirata di maglietta. Ma andiamo per ordine. Il primo episodio che ci fa vedere Gerardo Marino, e voi potete seguire, ho lasciato un link in descrizione, il gruppo Telegram di Gerardo Marino dove lui posterà tutte le settimane gli episodi. E questo fermano per fallo di mano Zielinski, vediamo ovviamente lo screenshot, in questo caso così. Benissimo, io vi faccio aiutare dalle mie immagini qui che le riguardo. Allora, se andate a vedere il pallone, vedendolo così a rallenti, si vede che il pallone rimbalza qui sulla spalla di Zielinski. Ai sensi del regolamento non è fallo di mano, è spalla. Cioè tu te la puoi portare anche davanti così con la spalla, tu sei un giocoliere, sei un mostro, sei Dio, Esatto. te la porti davanti con la spalla e nessuno ti può dire niente. Quello che quindi fallo di mano non c'è, non è fallo, direbbe Spalletti. Non è fallo, esattamente. Non Cosa è- succede? Sono alcuni movimenti magari del braccio che No. possono ingannare? Io volevo dire questo, quello che posso pensare, perché essendo stato sul campo, posso pensare che in quel momento la velocità dell'azione e tutto quanto, l'arbitro sia stato ingannato dal movimento, tra l'altro Zielinski alza l'abbraccio Sì. così, ingannato, facciamogliela passare, ma non è fallo di mano. Il secondo episodio è questo offside chiamato, perché poi alza il braccio, quindi deve aver per forza chiamato il fuorigioco Ecco. dalla Il gestualità. secondo è quello là di Osimhen. Eh. Ecco, là non me lo sono spiegato nemmeno io quando ho visto la partita, perché poi si vede che sotto dall'altro lato, cioè quando vai a vedere la telecamera, sotto c'è un difensore del Verona, quindi fuorigioco non c'è. Cosa hai fischiato? Un contatto? Una qualsiasi altra cosa, non alzi la mano. Alzare la mano significa punizione indiretta, non fallo, punizione indiretta. Punizioni indirette sono gioco pericoloso e fuorigioco. Ah, fai bene a dire questa cosa, perché questa è una cosa che sto imparando da te. Quindi quando alzano il braccio non è per forza fuorigioco, significa... Punizione indiretta, Indiretta. cioè significa che se io in quel momento ho una punizione e tiro direttamente in porta, non è gol. Non è gol, non è Se non c'è convalidato. contatto con altri giocatori, attenzione, perché se rimbalza, se la palla batte sulla barriera, è in gioco. Chiaro. Se la palla viene toccata dal portiere, è in gioco. La punizione indiretta è quando si batte una punizione e viene toccata o da un compagno o da un avversario. Da quel punto in poi il pallone è in gioco. Si alza la mano, cioè non stai tutto il tempo con la mano alzata, si fischia il fallo, si alza la mano. Per dire punizione indiretta. Si sistema, si fa così. Quando i giocatori si stanno sistemando per battere la punizione, l'arbitro alza la mano a dire guardate, è punizione indiretta. Tirate a porta e fate gol senza aver toccato nessun altro. Non è valido. Quindi io là non mi spiego cosa ha fischiato l'arbitro. Che poi non si mi vede spiego. dalle immagini il guardalinee se aveva alzato la bandierina. E comunque no, non si vede il guardalinee purtroppo, quindi non si può dire se il guardalinee ha alzato la bandierina o non ha alzato la bandierina. Resterà un'incognita, anche se ultimamente i guardalinee in effetti non le alzano quasi più le bandierine, tanto c'è il VAR. Proprio perché quella famosa, non so se è una regola scritta proprio nel regolamento, insomma nel dubbio lasciar correre. No, non c'è nessuna Non c'è regola scritto. scritta. È una norma, è un consiglio, ma anche come il vantaggio. Il vantaggio non ha nessuna regola scritta. Sono Ma belle no. queste cose, è importante, vedete amici bellini quanto è importante parlare con uno che l'ha fatto, perché alcune frasi fatte sono anche io colpevole di ripeterle, quando invece non ci sono nel regolamento, e quindi è importante questa cosa qua. Il vantaggio è una norma, cioè io lo voglio dare, lo do, ho fatto una finezza. Il vantaggio, mi rendo conto che l'azione sta andando avanti, faccio un gol, come arbitro ho fatto un figurone. Chiaro. Perché mi sono reso conto che è un'azione da gol e non la vado a interrompere, ma è una norma. E i calciatori non hanno nulla da protestare nel caso in cui l'arbitro dice no, io lo voglio fischiare questo fatto. Non c'è niente da protestare. No, ma è vantaggio, tu devi dare il vantaggio. No, non devo proprio niente. Chiarissimo. Terzo episodio, io l'ho chiamato il placcaggio di Mario Rui. Mario Rui, fallo. 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 La famosa Non spallata. Non c'ho proprio niente da dire. Cioè, lui corre, va sul giocatore, boom, e lo butta a terra. Non mi dire che è un fallo di gioco, che è un contrasto di gioco, perché è una cazzata. Che la palla Cioè, non la vede proprio. Non la vede proprio, lo butta per l'aria, basta, è fallo. Chiarissimo. Il quarto episodio è questo
quello che Insigne reclama come fallo di mano, il difensore sta con le braccia così. Allora, là in questo punto qua c'è una cosa. Allora, tu mi dici il difensore ha le braccia dietro al corpo e il pallone va a finire sul gomito. Insigne lo dice, quello l'ha presa qua. Esatto. Se vai a vederti bene l'immagine, il difensore, io scusami, devo alzare. Vai, il vai. difensore viene metto un po' più lontano. Vai, è perché bellissima sta cosa. È scusatemi il disordine, ma purtroppo è così. Allora, il difensore ha le braccia così. Esatto. Ok? Però poi quando si va a girare il difensore fa così. Cioè, aspetta che la giacchetta non si vede buona. Si vede anche la maglietta del Messico 86. Se tu quando ti vai a girare fai così, non è più regolare. Ti stai allargando. Cioè tu fai in modo da allargare comunque il volume del tuo corpo. Lo vuoi dare? Non lo vuoi dare? Però per me è fallo. Cioè, per me è fallo. Chiarissimo, chiarissimo. E ritorniamo sempre al discorso del protocollo. È chiaro ed evidente errore. Perché si deve chiamare chiaro ed evidente errore? Non si sa. Il problema l'ha detto anche Guido ieri sera. Il regolamento spesso e volentieri è molto ambiguo. Il regolamento lascia spesso e volentieri troppo spazio alle interpretazioni personali. Ecco perché spesso e volentieri un arbitro ti fischia questo fallo, un altro arbitro non te lo fischia. E si creano le polemiche. E non c'è una coerenza di giudizio. Il quinto episodio è quello forse più clamoroso che è girato sui social, l'intervento di Günther su Osimhen in area. E lì ti dico, per me là è un errore di inesperienza. Günther, furbo, Sì. ha perso Osimhen, si lancia. Io mo mi lancio, quello che succede succede. Se nel lanciarti colpisci l'avversario, lui lo colpisce col ginocchio e gli provochi una caduta o comunque lo svantaggi, ha acchiappato Osimhen nella caduta, è fallo. Fai una rovesciata in aria, acchiappi in faccia l'avversario, è fallo. Esatto, bravissimo, l'abbiamo visto con il Leghia, il rigore che si prende Politano, senza dubbio. Cioè scadi, stai cadendo, stai correndo, cadi solo tu perché non sai camminare. Sì. Acchiappi l'avversario, è fallo. Ottimo esempio, ottimo esempio. Cioè, Dopodiché c'è questo qui che a me era veramente sfuggito, che è questo, diciamo, un pestone su Fabian in zona molto vicina all'area di rigore, quindi sarebbe stato un calcio di punizione direttissimo. Non esiste, allora te l'ho detto, i falli di punizione in diretto sono due: fuori gioco, gioco pericoloso. Perfetto. Basta. Il resto sono tutti diretti. Questo è fallo. Il piede va sull'altro piede, il pallone non lo vede proprio, è fallo. Trattenuta di Osi in aria, dove poi si vede la maglietta che si tira e dopo Osimhen, l'arbitro fa cenno di continuare, dice non c'è niente, e dopo Osimhen ha quel gesto plateale che fa scattare il cartellino giallo di Airoldi nei confronti del nigeriano. Benissimo, questa per esempio è l'unica, è veramente una, non l'unica, è veramente una situazione complicata, perché il difensore furbo d'esperienza si nasconde dietro al colpo di Osimhen e gli tira la maglia da dietro. Se vedete la posizione di Airoldi ce l'ha di faccia, non può mai vedere quello che succede da dietro. Giusto. Ok? Logicamente Osimhen si arrabbia, è logico, ti stanno tirando la maglietta, lo hanno riempito di mazzate, gli hanno fischiato ponti dove non c'erano ponti. Bravo. Non ce n'erano proprio. Quelli gli sono saltati addosso. È logico che poi giustamente io ti salto io che sono 96 kg sulle spalle e per quanto tu possa essere alto e forte ti pieghi. Non c'è niente da fare, ti pieghi, ma non è che ti sei piegato per farlo cadere. Vabbè, arrabbiato, protesta. La protesta la mettiamo dopo. Quel fallo lì Airoldi non lo può vedere. Chiaro. Perché è coperto. Dove sta il VAR? A cosa mi fa sto VAR? Amico mio, quello gli ha tenuto la maglietta da dietro, vattela a vedere se te lo vuoi vedere, se non mi credi. Allora c'è il televisorino, vai a vedere, te la faccio vedere la trattenuta. Se succede una cosa del genere, Osimhen non si incazza, Esatto. non si prende l'ammonizione e stavamo in aria, mi pare. Sì. Si prende anche il rigore. Stai facendo una grande cosa. VAR e arbitro. Avete cambiato una partita. Osimhen si arrabbia. Non fa niente il VAR, non l'ha visto. Non c'è il video. L'arbitro non lo può vedere.
Osimhen si arrabbia. Ah! Quanti ne fanno in Serie A di queste cose? Tutte le settimane, tutti. Questo è vero. Quante volte i giocatori di Serie A vanno a faccia con l'arbitro? Quante volte i giocatori di Serie A mettono le mani addosso all'arbitro? Quante? E una delle prime cose che ci insegnano quando andiamo a fare il corso: non vi devono toccare. Nel momento in cui vi toccano siete autorizzati ad ammonire. Chiaro. Quindi si arrabbia, Guaglione si è arrabbiato, colpa tua, hai fatto un'ammonizione, hai fatto doppia figura di merda, perché non ti sei andato, non hai visto il fatto, non ti sei chiesto, non ti sei posto il problema e non hai detto al VAR: ragazzi, ma è successo qualcosa? Perché lo puoi fare? Perché no? E chi cavolo te lo sente, ragazzi? Ve l'avete visto? Non lo so se è previsto dal regolamento che l'arbitro chieda l'aiuto del VAR. Questo non lo so, ti dico la verità. Però l'arbitro può anche dire: ragazzi, avete visto qualcosa? Questo si è incazzato, vedete un poco. Un arbitro giovane, tra l'altro. Internos, lo fai, e non lo hai fatto, hai ammonito Osimhen che aveva ragione. Ultimo episodio, che poi non è un episodio, c'è questa cosa che avevamo sottolineato, che il recupero che risultava dai nostri schermi era di 6 minuti e fischia a 5 minuti di recupero. L'ho visto pure io. Beh, là il problema è che bisogna vedere che cosa ha comunicato l'arbitro al quarto uomo effettivamente, se ha deciso di giocare fino al 96esimo oppure no. Ci sono degli atti ufficiali, perché il quarto uomo se lo deve scrivere, e l'arbitro lo deve scrivere anche nel referto quanto ha recuperato. Chiaro? Esatto, ti stavo rispondendo in tedesco, penso. E bisogna anche vedere il cronometro dell'arbitro, perché spesso e volentieri succede che il cronometro dell'arbitro non è in sincrono con quello che in vediamo sincrono in TV. con quello del televisore. Quindi là poco e niente ci possiamo fare. Chi deve andare a controllare là non siamo noi. Tecnicamente, Alberto, perché mi pare che le espulsioni avvengono, almeno una espulsione, quella di Kalinic, per me anche, tra l'altro, mettiamoci anche questa, per me è esagerata. Vabbè, ma da regolamento però. Da regolamento. Cioè, comunque lui ha reagito, Mario lui l'ha provocato, gli ha dato la spinta, l'ammonizione, inutile certo. Proprio questa espulsione, inutile, però. E quindi quando c'è l'espulsione, anche se hai dato 4 minuti di recupero, si può aumentare di un altro 30 secondi? E dipende da quanto è durata l'espulsione, perché se tu gli dai il cartellino rosso, Kalinic lo sa, ok, hai ragione, si gira e se ne va, che cavolo devi recuperare? Ma se Kalinic ti discute gli altri gol, una trentina di secondi li devi sempre contare. Perfetto, io credo che questa sia un momento illuminante per tutti noi tifosi, per cercare di capire, come avete visto, ora al di là del fatto che uno ci tiene per la propria squadra, però Alberto è al di sopra di ogni sospetto, perché noi nel gruppo Telegram, dove parliamo tutti i giorni, ne parliamo anche a volte in tempo reale, lui ci ha detto: ragazzi, questo qua non è in realtà per noi una cosa, oppure quest'altro episodio si poteva valutare, siamo stati qua in questo caso, ci è andata bene perché si poteva chiamare. Quindi Alberto l'ha sempre fatto e glielo riconosco. Lasciatemi dire che mi pare nel primo tempo, non mi ricordo, ma al secondo del primo tempo c'è una grandissima simulazione di non mi viene il nome, il numero 22 nostro? Di Lorenzo non viene toccato proprio, niente, si butta a terra. Bravo, no, mi fa piacere di pazzi che tu lo dici. Probabilmente l'hai vista, se te la vai a rivedere lo vedi, sì. Di Lorenzo. All'improvviso, boom, si butta a terra e Caprari... adesso me la sono ricordata. Bravo. Veramente, non lo tocca e si mette le mani in faccia. Male. Che Caprari dice: ma che passate? Che te stai non ti ho toccato proprio. Infatti non l'ho toccato proprio. E là mi sono incazzato, perché poi io come te non fate le simulazioni. Malissimo, hai proprio ragione. Amici bellini, tanti mi piace per Alberto Levitan Blow, che ci dà una mano a guardare gli episodi che fanno, perché alla fine fanno parte del calcio. Alcune partite si bloccano così, specialmente quelle in equilibrio, e va bene il discorso di Spalletti, però guardiamole certe cose, perché con la Roma anch'issa e con il Verona queste cose qua, Napoli poteva mai stare a punteggio pieno? Ai posteri l'ardua sentenza. Grazie mille Alberto. Valerio, grazie a te, quando vuoi sono sempre disponibile. Un bacione a tutti gli amici bellini. È un po' lungo il titolo, È un po' lungo il titolo, ma che ne sai tu? Si usano lunghi i titoli, si ritorna all'800, cara mia. Si usano lunghi i titoli, si ritorna all'800, cara mia. È un'involuzione nell'evoluzione e viceversa. È un'evoluzione nell'involuzione e viceversa. Si usa. Lasciatela stare in pace a quella povera ragazza, ma non lo vedete che non è pane per i vostri denti? Lasciatela stare in pace a quella povera ragazza, non lo vedete che non è pane per i vostri denti?
Con questa la chiudiamo, signori miei, ci divertiamo. Questa, se raggiunge veramente 1926 mi piace, può essere una rubrica che facciamo tutte le settimane. Qualche giorno dopo potrebbe essere il martedì della rivista, non lo so, adesso ci organizziamo. Da New York, Valerio Fluido è tutto, cosa ne pensate? Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.